Buonasera cari amici telespettatori e ben ritrovati con speciale calciomercato. Una buonasera da parte di Riccardo Catapano, con me c'è Emanuele Bernardo in cabina di regia. Giornata caldissima per quanto riguarda il mercato del Napoli, è iniziata una nuova settimana, oggi siamo all'8 luglio, doppie visite mediche per il Napoli, in chiusura un terzo colpo, quella relativa a Buongiorno, torna in auge il nome di Mario Hermoso, si lavora alla cessione di Victor Osimhen, si continua a trattare per Lukaku, insomma sta succedendo davvero di tutto. Nelle ultime ore, minuti, altro incontro invece per quanto riguarda la società e l'agente di Giovanni Di Lorenzo per parlare della permanenza del capitano, ma anche del rinnovo di Foloruncio. Quindi insomma sarà un'ora da vivere insieme sul canale 79 del Digitale Terrestre e sul nostro canale YouTube, davvero ricchissima di notizie. Non sono però da solo questa sera, con me c'è il nostro Bruno Galvan che vado a salutare e a ringraziare. Ciao Bruno, buonasera. Ciao Riccardo, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Da dove vogliamo iniziare? Perché insomma sta succedendo un po' di tutto. Spesso si utilizza il termine il Napoli è scatenato, oppure la Juve è scatenata, il Milan è scatenato. Insomma, oggi giornata ricca per iniziare la settimana, perché doppie visite mediche, Leonardo Spinazzola questa mattina, Rafa Marin invece nel primo pomeriggio, ci ha mostrato tutto il nostro Ilario Covino in quel di Roma. Tra un poco vedremo anche le immagini proprio delle visite mediche di entrambi i calciatori, ma non finisce qui la giornata del Napoli perché, come abbiamo detto, c'è stata una riunione, probabilmente tuttora in corso una riunione per quanto riguarda la situazione di Lorenzo e di Folorunscio. Si parla ancora di Mario Hermoso, si parla della possibilità, insomma, che il Napoli vada a prendere, abbiamo letto su Repubblica le ultime su Federico Chiesa, la questione Lukaku, eccetera, eccetera, eccetera. Bruno, ti lascio carta bianca su da dove vogliamo iniziare? Dalle visite mediche? Da dove vuoi iniziare Sì, stasera? assolutamente dalle visite mediche, no? Perché comunque sono un passo importante che sostanzialmente conclude il lavoro che è stato fatto a monte alcune settimane fa da parte del direttore sportivo Giovanni Manna, nonché di Antonio Conte. Spinazzola e Rafa Marini sono due colpi congeniali all'idea di gioco del tecnico leccese e adesso toccherà completare, tra virgolette, il reparto con Buongiorno, che credo che dovrebbe aggregarsi. Non so se riuscirà per Di Mano, credo sia più Mm, possibile per quanto riguarda Castel di Sangro, e quindi il Napoli inizia a battere i propri colpi di mercato. Prima menzionavi Hermoso, su Hermoso sarei un attimino un po' più cauto, nel senso che la trattativa c'è, le parti stanno trattando, però comunque bisogna fare delle cessioni. Non è che il Napoli, non certo. abituiamoci sempre a tre acquisti in una settimana, anche perché poi ci sono dei È un calciatori che unicum per il Napoli. assolutamente sì. Quindi io credo che dopo l'ufficialità di Buongiorno il Napoli dovrà necessariamente riaggiornarsi e fare un punto della situazione sia per quanto riguarda la difesa, sia per quanto riguarda il centrocampo, sia per quanto riguarda l'attacco, perché giustamente i tifosi fanno notare, sì, vabbè, ma a centrocampo siamo corti, Mm, in difesa ci sono questi nomi. Io credo che come va attenzionare il mercato in entrata, che non so perché insolitamente cattura sempre più attenzione rispetto al mercato in uscita, io credo che nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci qualche cessione, cessione soprattutto in difesa. Io sì. credo che anche lì sarà indicativo il ritiro di Di Maro, nel senso che, come ho raccontato nelle scorse puntate, ci sono dei giocatori dove c'è il punto interrogativo e ci sono giocatori invece che non rientrano effettivamente nel progetto tecnico. Io credo che su quei calciatori dove c'è il punto interrogativo, il ritiro di Di Maro potrà dare sicuramente ad Antonio Conte qualche indicazione sicuramente in Sì. più. Però, ripeto e chiudo, il Napoli in questo momento c'è, il Napoli è attivo sul mercato e al cospetto degli altri anni dove c'erano delle lungaggini, dove si aspettava fino all'infinito un acquisto, credo che mai come quest'anno il Napoli si sia presentato al pronti-via già in maniera preparata e con le idee soprattutto chiare. Assolutamente, sulla spinta ovviamente della nuova spina dorsale formata da Antonio Conte
e da Giovanni Manna. Tra l'altro colgo anche il tuo assist per ricordare che domani c'è il raduno del Napoli a Castelvolturno, arriveranno i primi calciatori, i primi contatti anche con Antonio Conte, già in serata dovrebbero arrivare Spinazzola e Rafa Marino qui a Napoli, quindi da domani si inizia a fare sul serio in vista poi dell'inizio del ritiro del prossimo 11 luglio. Ormai di fatto ci siamo e anche lì le telecamere di Calcio Napoli 24 vi accompagneranno dalle prime luci della mattina fino alle ultime della sera, raccontandovi tutto quello che succederà prima tra le montagne del Trentino e poi quel di Castel di Sangro. A questo punto, caro Bruno, in ordine cronologico direi di andare a vedere le immagini realizzate dal nostro Ilario Covino per l'arrivo e l'uscita di Leonardo Spinazzola, poi magari parliamo un po' di Spinazzola e poi vediamo anche quelle di Rafa Marini. Oh, tira solo la foto con lui per favore. Metti là, Dani. Grazie. Niente, buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao Leo. Ciao dottore. Insomma, sorridente e sorridente, integro e integro perché le visite mediche le ha passate. Cosa aggiunge Leonardo Spinazzola al Napoli, Bruno? Va a diversificare il pacco degli esterni barra terzini del Napoli, perché Spinazzola, a Mm. differenza dei calciatori che abbiamo in rosa, è un giocatore che va più uno contro uno, cerca il dribbling, va sul fondo e insomma, a mettere il cross, a differenza magari di un Mario Rui che non ha nell'uno contro uno il proprio punto di forza, è più un giocatore che tecnico che tende magari ad avere insomma, la palla nei piedi, mentre invece magari Mazzocchi può essere forse similare a Spinazzola, anche se con caratteristiche secondo me di fondo diverse. Stessa cosa poi chiaramente per Olivera, che è un giocatore diametralmente opposto rispetto a Spinazzola. Tra l'altro poi mi veniva in mente una curiosità, magari per i meno giovani. Spinazzola è nato a Foligno, giusto? Correggetemi se sbaglio. E se la memoria non mi inganna, dovrebbe Sì, essere il secondo calciatore di Foligno a vestirsi la maglia del Napoli. Se ricordo bene, c'era Francesco Turrini, che era proprio di Foligno, delle zone Scooter limitrofe. Mi ricordo Turrini? questa cosa. Scooter Guarda, Turrini, sì, mi io ricordo vedo questa cosa adesso e quindi proprio, c'è questa vado a piccola vederlo curiosità che subito. adesso mi viene in mente. Poi chiudendo poi su Un Spinazzola, almanacco contratto vivente il biennale. nostro Bruno, ti confermo che effettivamente sono compaesani di Foligno, sì. Quindi la memoria ancora mi tiene nonostante l'età. E quindi diciamo insomma Spinazzola contratto biennale, confermata anche la clausola che dovrebbe portare a un prolungamento anche in base alle presenze che il calciatore farà, Sì. farà nel corso della sua avventura a Napoli. Un giocatore che per me è un giocatore pronto all'uso, un giocatore che se gioca una volta a settimana ci sta benissimo, un giocatore che per me è forte. Ripeto, l'unica remora che io ho, e non lo nascondo, l'ho detto anche in parecchie puntate, è sulla tenuta fisica, però sulla questione prettamente tecnica credo che Spinazzola sia un esterno importante che faccia al caso proprio di Antonio Conte. Tra l'altro poi Spinazzola in quel ruolo ha fatto sempre storicamente bene in nazionale, ha fatto bene con l'Atalanta e quindi per caratteristiche è un giocatore che si sposa alla perfezione per il gioco di Conte. Assolutamente sì, insomma, lo conosciamo abbastanza bene, è stato anche sfortunato in carriera Spinazzola. Ci auguriamo che ovviamente questa sua, chiamiamola anche rivincita sportiva, possa arrivare a Napoli. Secondo me la cosa fondamentale, la dicevi tu, il Napoli di fatto giocherà solo il campionato, poi è vero che c'è la Coppa Italia. Credo che un giocatore come Spinazzola, da questo punto di vista e anche dal punto di vista dello spogliatoio, perché Spinazzola in quasi tutti gli spogliatoi in cui è stato ribattezzato tra gli uomini spogliatoi più importanti, questo potrà sicuramente accrescere quella che è anche l'esigenza di leadership all'interno delle mura di Castelvolturno. Detto questo, se Spinazzola lo conosciamo abbastanza bene, tutto da scoprire invece Rafa Marin. E allora noi, come fatto con Spinazzola, guardiamo prima le immagini che il nostro Ilario Covino ci ha
inviato da Roma, e poi con Bruno Galvan e i nostri ospiti li commentiamo insieme. Facciamo una foto. Pictures. Pictures. Vai, gra. Vai, gra. Vai, raga, fatemi una foto. Ok. Sì, pure lei va di nuovo. Grazie. Buonasera. Era. Grazie. Vai, nonno. Grazie. Forza Napoli sempre. E questi sono i primi abbracci azzurri, i primi selfie, i primi autografi anche per Rafa Marin. Sicuramente altro nome che stuzzica molto anche da andare a conoscere. C'è tutta la questione relativa all'acquisto dal Real Madrid con la recompra che può essere maggiorata con il versamento di ulteriori 10 milioni nei prossimi anni da parte del Napoli. Una scommessa, insomma, che Antonio Conte dovrà andare a plasmare, quella di Rafa Marin, perché in questo momento si parla di Buongiorno che ormai è sempre più vicino al Napoli, si parla di Mario Hermoso, seppur tu ci hai detto c'è bisogno di qualche uscita, da capire anche dove si piazzerà Rafa Marino, perché se tanto mi dà tanto non è uno che arriva qua e dice sì, vabbè, a me va bene fare la riserva a Napoli, è uno che inizierà a correre sin da subito per guadagnarsi i gradi da titolare. Ma sicuramente credo che Rafa Marina ha delle grosse motivazioni. Lo si è visto anche poi durante un po' tutta la pausa estiva dove sui social mostrava tutti i suoi allenamenti, Vero? insomma, un allenatore, un calciatore che dal punto di vista fisico è già mentalizzato. Dal punto di vista tattico, qualcosina secondo me con Conte dovrà imparare, nel senso che viene comunque da un campionato diverso e quindi i difensori spagnoli hanno di concetto qualcosina di diverso rispetto alla marcatura all'italiana e probabilmente credo che Conte qualche segreto lì glielo dirà con qualche movimento un po' particolare, glielo farà vedere. Sono curioso di vedere poi se giocherà a braccetto di sinistra o braccetto di destra, la difesa a 3. Questa è una curiosità. Non ce lo vedo centrale puro, eh. Io lo vedo Mm. o a centro-sinistra o a centro-destra, quindi sarà curioso vedere anche poi dal punto di vista di sistema di gioco dove Conte riterrà sicuramente opportuno far giocare Rafa Marin, fermo restando che comunque nel pacchetto arretrato ad oggi abbiamo diciamo, Rafa Marin, abbiamo Rachmani, abbiamo Di Lorenzo che può giocare in quel ruolo, abbiamo Ostigar, abbiamo Juan Jesus, abbiamo Nathan, abbiamo anche Un Olivera che comparto bello pieno. potrebbe abbassarsi in quella zona di campo, quindi siamo numericamente siamo intorno ai 7-8 calciatori e quindi voglio dire, il discorso che facevo prima adesso è cercare un attimo di capire quale sarà il futuro di Juan Jesus, quale sarà il futuro di Ostigard e quale sarà il futuro di Nathan, perché credo almeno Sì, uno di questi tre potrebbe andare via. sicuramente siamo alle prime battute ancora del mercato, ma di questo e tant'altro ne parliamo con il maestro Antonio Corbo. Buonasera Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Antonio, ci senti? Non riesco a sentire Antonio Corbo, la storica firma di Repubblica. Magari Emanuele proviamo a ripristinare quello che è il collegamento con Antonio Corbo, anche per chiedere ovviamente a lui quelle che sono anche le sue considerazioni di questa giornata e di questo andamento un po' particolare, se così vogliamo dire, Bruno, perché insomma siamo all'8 di luglio, se ci facciamo caso, a parte la presentazione di Conte, le maglie già presentate,
la campagna abbonamenti già lanciata, le prime due visite mediche effettuate, ci manca la terza di Buongiorno che probabilmente arriverà a breve. È un Napoli che quasi in controtendenza con quanto fatto nelle ultime sessioni sta cercando di accelerare un pochino. Riproviamoci allora con il maestro Antonio Corbo. Buonasera Antonio, ci sente? Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui. Grazie maestro per aver accettato il nostro invito di questa sera. È Riflettevo un poco fa piacere. con Bruno a proposito di quelle che sono le strategie che sta attuando il Napoli. Un Napoli che sembra andare abbastanza di corsa. Quest'oggi abbiamo visto le visite mediche di Rafa Marin, di Spinazzola, a breve toccherà a Buongiorno, un Napoli che ha fatto un rebranding importante anche dal punto di vista stilistico, un Napoli che ha presentato la nuova maglia, la campagna abbonamenti, cioè un Napoli che sta andando quasi un po' in controtendenza rispetto alle lungaggini degli anni scorsi. Questo è un Napoli che reinventa se stesso, è un Napoli che vuole adottare nuove strategie, come tu dicevi, come bene hai intuito. E l'operazione rilancio in piena regola, perché è uscito malconcio il Napoli da un anno terribile e sta cercando di non ripetere gli errori del passato, perché nel passato recente del Napoli c'è un meraviglioso scudetto, ma ci sono anche tanti affari persi per un eccessivo attendismo. Stavolta il Napoli ha avuto una partenza bruciante, ha preso Conte come i tifosi aspettavano, era da scegliere Conte con Gasperini, questi erano gli allenatori giusti per il Napoli, e l'ha fatto. E a questo punto il Napoli mi pare che abbia fatto tutto. Vedo anche un Napoli in controtendenza, per esempio Spinazzola è un giocatore preso con la lista, con gli svincolati, è un'operazione stile Juventus, stile grandi squadre. Il Napoli ha sempre cercato dei giocatori sui quali investire per poi avere delle plusvalenze, invece stavolta ha preso un giocatore di buon momento che non promette plusvalenze, però è un giocatore che può avere risultati immediati. Bruno, ti lascio una curiosità per Antonio Corbo. Ne ho due, Vai. se me lo consenti. Vabbè, la prima sicuramente volevo sapere da Antonio cosa ne pensa di questo decisionismo di Antonio Conte, sia sul mercato ma anche nei rapporti con De Laurentiis. E poi la seconda domanda è più di carattere, diciamo, nostalgico a Marcordi, visto che da qualche giorno si sono avuti i 40 anni di Maradona a Napoli, il suo ricordo di quella trattativa che è stato sicuramente tra i giornalisti più attivi dell'epoca a raccontare l'approdo di Diego dal Barcellona a Napoli. Allora, la prima risposta, io sì, confermo, c'è un certo decisionismo, però attenzione, mi permetto con molta prudenza di raccomandare a Conte di annunciare, promettere tutto quello che è possibile realizzare. Esempio, lui era sicuro di non trovare in ritiro Osimhen, invece gli eventi del mercato portano Osimhen già in ritiro quando ci sarà giovedì e con un cambio di programma, perché è chiaro che se Osimhen rimane a Napoli invenduto c'è il rischio, ufficialmente rischio, per me la grande speranza che rimanga Osimhen e possa portare molto avanti il Napoli. Il Napoli con Osimhen confermato può essere veramente l'unica alternativa all'Inter. Per quanto Sì. riguarda Maradona, io ho scritto l'altro giorno una pagina intera, un racconto sul primo giorno di Maradona a Napoli, che per me è stato il 41esimo giorno con Maradona, perché io ho seguito tutta la trattativa a Barcellona e ancora prima sono stato il giornalista che lo aveva conosciuto e incontrato nel New Jersey nel 1984, perché eravamo in America con la nazionale italiana e io mi staccai dalla nazionale italiana che seguiva allora assiduamente e per andare da Maradona insieme con qualche collega
che si fidò di me e andammo nel New Jersey a incontrare Maradona Sheraton, dove lui ci ha ricevuto con barba lunga e ancora assonnato alle 14:30 al local time. Antonio, ti chiedo prima di salutarti, insomma, abbiamo parlato di quelli che sono stati i movimenti in entrata che il Napoli sta portando avanti, doppie visite quest'oggi, il prossimo dovrebbe essere Buongiorno. Tu giustamente però hai anche predicato calma, perché è vero che c'è il caso Osimhen da capire come andrà a dirimersi con il calciatore che ad oggi sarà convocato per il ritiro di Di Maro, e a quest'oggi invece c'è stato un nuovo faccia a faccia per quanto riguarda la posizione del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ecco, se da una parte il Napoli sta accelerando, dall'altra sembra che si stia portando appresso ancora dei problemi irrisolti del passato. Ma sai, Di Lorenzo è diventato ormai un caso. Bisogna capire perché questo ragazzo non vuole rimanere a Napoli. Io ovviamente sono un giornalista che sta ai fatti, scrivo quello che è possibile scrivere, non invento niente, né faccio illazioni, mi fermo non alle ipotesi ma alle certezze. Però se un giocatore proprio non vuole rimanere a Napoli, può darsi che abbia dei suoi motivi, allora io credo che il Presidente abbia non so, l'interesse a capire che cosa succede, e se un giocatore non vuole rimanere a Napoli, il suo agente, il troppo loquace Gioffredi, deve portare una contropartita economica in modo da sanare il guasto. Vedremo quello che succederà. Per il momento è sempre un grandissimo piacere ed onore poter interloquire con il maestro Antonio Corbo. Antonio, buona serata. Grazie Piacere sì, ancora. onore no, perché siamo tutti cronisti di strada e finché avremo l'umiltà per fare questo mestiere riusciremo a farlo, non dico bene, ma benino. A voi, Ci in proviamo, bocca al lupo, questa è la per voi, promessa. carissimi. Grazie mille ad Antonio Corbo, storica firma ovviamente di Repubblica e di in generale, insomma, del giornalismo campano e nazionale. Bruno, insomma, l'abbiamo accennato a questo punto la tematica relativa a Di Lorenzo, perché andiamo pure a leggere in primo piano su calcionapoli24.it. C'è stato un confronto ulteriore questo pomeriggio tra De Laurentiis, che tra l'altro poi ha lasciato il Britannic, con la presenza del DS Giovanni Manna e Mario Giuffredi, colloquio per quanto riguarda la posizione dell'attuale capitano del Napoli, ma soprattutto trovare anche la quadra per il rinnovo di Michael Foloruncio. Quindi a te una sintesi di questi due aspetti. Ma allora, c'è stato questo incontro, un ennesimo incontro direi, tra Mario Giuffredi, Manna e De Laurentiis, più che per Di Lorenzo, dove credo che alla fine decisivo sarà l'incontro, se ci sarà mai, tra il presidente e lo stesso calciatore, anche se mi risulta che Mhm. lo scoglio più grande sia stato superato da una telefonata del presidente al diretto interessato. Però credo che più che altro siano state gettate le basi per il rinnovo di Michael Forruscio, un giocatore che resterà a Napoli fino al 2029, un giocatore che ha fatto molto bene quest'anno al Verona, e quindi credo che questo sia stato il sunto dell'incontro tra le parti. Sarà curioso però capire, dato come diritto di cronaca tra l'altro, capire effettivamente perché la conferenza di Mario Giuffredi, che era in programma domani, se non Domani, erro, correggimi se sbaglio, sia stata sì, sì, poi domani. sia stata di fatto annullata o posticipata. Quindi non vorrei dare una delle due inesattezze, e capire effettivamente se c'erano dei motivi perché c'è stato questo incontro a sorpresa con De Laurentiis, o evidentemente è una strategia da parte del procuratore del capitano del Napoli, anche dal punto di vista comunicativo. Questo effettivamente lo scopriremo solo vivendo, come dice una bellissima canzone. Però, tornando al discorso Foloruscio, per me è un rinnovo importante, perché questo è un giocatore forte, un giocatore che è cresciuto tantissimo negli ultimi 2 anni, un giocatore che quando Cristiano Giuntoli lo prende dalla Virtus Francavilla, si prende anche gli insulti da parte dei tifosi del Napoli, perché il Napoli lo paga 1 milione di euro, giù una cifra piuttosto elevata per un calciatore che veniva dalla Lega Pro
un calciatore che non era fatto benissimo nelle giovanili della Lazio, però un giocatore che evidentemente in Napoli ci ha visto lungo. In questo caso bisogna fare i complimenti all'ex direttore sportivo di Napoli, Alessandro Giuntoli, che è riuscito a portare un giocatore a Napoli che adesso comunque la società è riuscito comunque a fare una patrimonializzazione importante, perché oggi Ruscio, se lo vuoi vendere sul mercato, vale almeno una quindicina, una ventina di milioni di euro. Assolutamente sì, poi tra l'altro giocatore polivalente Michael Foloruscio che può ricoprire anche più ruoli come benissimo ha fatto anche quest'anno con il Verona. Tra un poco torneremo anche al telefono, volevo andare a leggere altri aggiornamenti che arrivavano per quanto riguarda quello che a tutti gli effetti poi dovrebbe essere il terzo colpo del Napoli. Quest'oggi abbiamo visto anche le immagini del saluto di Alessandro Buongiorno al Torino, tralasciando quello che qualche buontempone, mettiamolo così, tifoso granata ha detto ai microfoni, dileggiando come sempre la piazza partenopea. Magari a qualcuno brucia che il Napoli vada a soffiare il capitano del Torino, ma poco importa, leggiamo quello che ci interessa, vale a dire gli aggiornamenti di mercato, perché in settimana si chiude, secondo Repubblica, il Torino ha accettato a breve lo scambio dei documenti. Eccoci qui, si parla anche di cifre, il difensore 25enne ha accettato la destinazione, il suo procuratore ha trovato anche l'accordo per l'ingaggio, partirà a breve lo scambio di documenti tra i due club, dopo che ovviamente i rispettivi legali hanno spulciato nei minimi dettagli le centinaia probabilmente di pagine di contrattualistica. Il Torino ha detto sì a un'offerta di 40 milioni tra base fissa e bonus, dovrebbe essere 35 di parte fissa e 5 milioni di bonus, alcuni semplici, alcuni più difficili da raggiungere. Insomma, questo ad oggi lo possiamo definire il colpo di mercato del Napoli, in attesa poi degli altri nomi. E direi fino adesso sia il colpo di mercato del calcio italiano, perché se Buongiorno va all'Inter, se Buongiorno va alla Juventus, stiamo qui a parlare da ore e ore, dire la Juventus ha piazzato il colpo Buongiorno, l'Inter ha piazzato, se lo piazza il Napoli, magari ce lo troviamo in fondo a tutti. Io credo che Buongiorno sia uno dei difensori più forti della Serie A, premesso che per me 40 milioni sono una cifra comunque elevata per un calciatore che non ha esperienza internazionale, un giocatore che ha fatto bene il campionato italiano. Io sono curioso di vederlo magari tra 2 anni, quando il Napoli, ci auguriamo tutti, possa raggiungere almeno la qualificazione alla prossima Champions League, quindi voglio vederlo all'opera con attaccanti non del campionato italiano. Numeri alla mano, Buongiorno sarà insomma il difensore più pagato della storia della Laurentiis, perché fino a ieri possiamo dire il più pagato era Manolas con 36 milioni di euro, di cui 34 andarono alla Roma e 2 al calciatore, perché sul greco, se ricordate bene, c'era la clausola rescissoria. Vedo che Buongiorno sia un giocatore adatto anche qui al gioco di Antonio Conte, un giocatore forte di testa, un giocatore bravo nell'anticipo, nell'uno contro uno, un giocatore che è maturato quest'anno come centrale difensivo, perché il Torino, purtroppo per il Torino, ha avuto l'infortunio chiave di Perscurs, però Buongiorno nasce anche come braccetto di sinistra difesa a 3. Anche qui insomma voglio anche capire la tipologia di pressione dal punto di vista tattico che deciderà di fare Conte dalla fase difensiva, perché Buongiorno proviene da un calcio di Juric dove i difensori praticamente si trovavano i riferimenti offensivi avversari e li andavano a pressare con i sincronismi giusti, andavano sempre a rompere praticamente la linea. E invece sono curioso di vedere anche qui la tipologia, l'atteggiamento che verrà chiesto invece a Buongiorno come leader difensivo. Secondo me un aspetto che li accomunerà sarà l'aggressività, perché anche Antonio Conte, insomma, ai suoi centrali chiede spesso l'aggressività, non sempre l'anticipo, ma la presenza fisica per un difensore centrale Antonio Conte è sicuramente molto importante. Buongiorno, le abbiamo viste le caratteristiche di quest'anno, è uno molto abile nell'anticipo, anche bravo nel corpo a corpo e anche una più che discreta velocità in fase di ripiegamento difensivo. Mea culpa, vado a salutare anche la chat di YouTube che già ci stanno scrivendo in tantissimi. Saluto Massimo Taiocchi, Edoardo Biggio, Massimo Di Martino che non si accontenta, dice sì, tutto bello, ma la punta quando arriva? Quindi noi vogliamo già la rosa tutta fatta dopo 8 giorni di calciomercato. Tranquillo, Massimo arriverà
anche il centravanti. In questo momento il nome caldo continua ad essere quello di Romelu Lukaku, ma c'è un piccolo problema: va un attimo venduto Victor Osimhen prima di capire dove il Napoli andrà a parare. Saluto anche John, Giuseppe Borlotti, Salvatore Onina. E a questo punto bypassiamo il centrocampo, poi ci torniamo dopo, perché tra l'altro quest'oggi tu hai curato una esclusiva per quanto riguarda un nome che è stato accostato al Napoli, e ti voglio chiedere dell'attaccante, perché insomma Massimo dice sì, ok, però alla fine chi la butta dentro sta palla l'anno prossimo con Antonio Conte? Sbagliamo se diciamo che nella testa di Antonio Conte il nome in pole position resta quello di Romelu Lukaku? No, assolutamente no, credo che Lukaku sia l'attaccante prescelto per sostituire Osimhen ad oggi. Sappiamo ormai il segreto di Pulcinella: se Napoli non cede Osimhen non può prendere Lukaku, sia per una questione economica ma anche per una questione prettamente numerica. Io mi permetto di aggiungere che qualora dovesse arrivare Lukaku, quindi con la conseguente cessione di Osimhen, credo che il Napoli farà un altro attaccante. Questo è quello che penso Mm. io, eh. Credo farà un attaccante magari più giovane, però magari con caratteristiche similari a Lukaku, magari anche di prospettiva, perché alla fine, se ragioniamo in quella zona di campo, in Napoli ad oggi c'ha Osimhen, c'ha Simeone, c'ha Khedira ancora in rosa, e se vuoi adattare anche Raspadori, anche se non Esatto. credo che anche se però non credo che Conte sia dell'idea di mettere Raspadori Non è come propriamente il centravanti alla Conte, ma mettiamola così, Raspadori. esattamente, quindi se dobbiamo analizzare le cose, Osimhen è tracedibile, Simeone è tracedibile, anche se secondo me, io credo che Simeone per carattere, per voglia sarebbe proprio l'ideale per Antonio Conte, secondo me. Però Mm. anche lì bisogna poi fare i conti con la voglia del calciatore di andare a giocare, perché l'anno scorso ha giocato meno rispetto all'annata prima, dove giocava ancora di meno nell'annata dello scudetto. Quindi anche qui bisogna un attimo capire la situazione, mentre invece per Khedira, io credo anche lì Napoli farà delle valutazioni in uscita, magari proponendolo un altro prestito o qualcosina di simile. Sicuramente lo vedremo nella prima parte di ritiro che dica, per poi valutare anche in base a quelle che poi saranno le tempistiche magari della cessione di Osimhen e dell'arrivo del futuro attaccante partenopeo. Tra poco andremo anche al telefono, quando vuoi Emanuele possiamo anche procedere per contattare il prossimo ospite. Ringrazio come sempre il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia, anche perché insomma leggevo su YouTube, sono anche diversi i nomi che stuzzicano i partenopei, perché tu giustamente, soprattutto in difesa, ci facevi notare, ok, buongiorno è molto vicino, Rafa Marin è arrivato, si parla ancora di Hermoso, però poi se li andiamo a contare tutti quanti insieme ci sono ancora Ostigard, c'è Rachmani, c'è Nathan, c'è Juan Jesus, teoricamente c'è Di Lorenzo come braccetto a destra, stiamo vedendo Olivera nella Celeste poter giocare anche in quel ruolo. Ecco, ok che il Napoli sta accelerando in difesa, però bisognerà un po' iniziare a sfoltire la rosa. E quindi ci chiedono, secondo te, Bruno, l'indiziato o gli indiziati in questo momento maggiori per lasciare il Napoli in quel comparto difensivo, quali sono? Al netto poi delle offerte. Bah, ti dico la sincera verità, credo che tutte e tre, se dovesse arrivare qualche offerta concreta, il Napoli le prenderebbe in considerazione. Per Nathan, credo che l'idea del prestito a un'altra squadra di Serie A sia un'idea che può effettivamente concretizzarsi. Juan Jesus ha un altro anno di contratto e quindi anche lì bisogna un attimino vedere se ci saranno offerte, oppure evidentemente, non lo so, Conte vorrà tenerlo come uno spogliatoio, non lo so, sono valutazioni che spettano prettamente al mister. Ostrigard invece, diciamo che dei tre è uno che, diciamo, che ha maggiormente familiarità con una difesa a tre, fermo restando che anche Juan Jesus in carriera ha giocato difesa a tre, però braccetto di sinistra, Mm. mentre invece anche Natale è venuto a Napoli da una difesa a tre giocando sul centro-sinistra. Però Ostrigard al Genoa, per esempio, è un giocatore che ha fatto bene in quella posizione, però diciamo che il discorso legato alla difesa in questo momento in Napoli ha tutti i difensori polivalenti, perché se ci ragioni Rachmani può giocare centrale e braccetto di destra, Buongiorno centrale e braccetto di sinistra,
Olivera braccetto e poi chiaramente esterno alto, stessa cosa anche poi per Di Lorenzo dall'altra parte. Ostigard può fare il braccetto di destra, Nathan braccetto sinistro, e Juanchenzo se vuoi puoi anche adattare alle centrali dei tre, anche se io Mm. nutro delle perplessità in tal senso. Quindi sono tutti difensori polivalenti, adesso Sì, 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 sì. bisognerà effettivamente poi capire in queste nelle indicazioni che verranno fuori da questi ritiri. Tra l'altro hai parlato di Genova, Genova che questo ha già fatto svolgere le visite mediche ad Alessandro Zanoli. Parliamo di questo e tant'altro, è un piacere averlo ai nostri microfoni, l'agente Fabio Andreotti. Ciao Fabio, buonasera. Salve ragazzi, Buonasera buonasera a a te tutti Fabio, voi. come stai in tutto, in primis? Tutto bene, grazie a Dio, tutto bene, gentilissimo. Fabio, invece lo stato di salute di questo Napoli che insomma partito subito da protagonista sul mercato, l'annuncio di Antonio Conte, due colpi, quasi tre con La buongiorno cosa ormai importante è che, vicinissimo. la cosa importante è che De Laurentiis è ritornato a fare l'imprenditore e quindi Mm, quando fa l'imprenditore dimostra di essere una persona di spessore, un imprenditore di spessore. Sembrava l'anno scorso di questi tempi che l'allenatore, infatti ci fece anche un pensiero, mi stavo scrivendo pure io se c'era la possibilità, avevo richiesto se potevo fare pure io l'allenatore, visto che sembrava che De Laurentiis voleva far diventare allenatore a tutti, no? E quindi magari, perché no, a questo punto mi proponevo anch'io. E fortunatamente si è reso conto che non è così, dobbiamo dare valore a quelle che sono le figure professionali. Oggi ha preso uno degli allenatori top sul mercato, Conte è una garanzia e quindi già questa è la cosa più importante che potesse fare. Auguriamo a Manna un percorso diciamo importante come l'ha fatto Giuntoli e quindi diciamo abbiamo ritrovato l'assetto per fare un qualcosa di serio. Poi vabbè, stiamo iniziando a fare mercato, siamo noi e la Juve le uniche che ci stiamo muovendo. Siamo partiti dalla retroguardia che probabilmente ecco, era giusto rafforzarla, già da qualche anno che si parlava di questo e penso che secondo me siamo sulla strada giusta. Bruno, a te una domanda. Ah, Fabio, volevo chiedere più che altro come si riesce a mantenere il ritiro Osimhen con tutte queste voci di mercato e sapendo che il suo destino è segnato. Sarei curioso di capire secondo te come Antonio Conte riuscirà a tenere a bada un attimo questo calciatore che comunque se sappiamo tutti, insomma, aspettiamo questa offerta per liberarlo. Beh, la prima cosa da dire è veramente era un sogno vedere Osimhen lavorare con Conte. Per come gioca Conte, secondo me era l'attaccante ideale. Le voci lo portano lontano, io penso che sono concrete. Magari Conte non so fino a che punto può fare una magia, ma penso che il destino di Osimhen è già segnato fuori dal Napoli. Questa ovviamente è una mia idea rispetto alle notizie e gli atteggiamenti, no? Che vedi da entrambi le parti, da società e da parte del calciatore. È chiaro che non è facile rimpiazzarlo secondo me, non è facile che possa rimanere perché comunque io non so se sono state delle fake o meno perché poi io non mi piace molto approfondire a volte quando succedono dei disguidi tra società e calciatore, perché spesso e volentieri dietro non c'è proprio la verità, dietro viene mascherata una serie di situazioni per portare a termine poi al traguardo altre tipologie di obiettivi e purtroppo col nostro presidente siamo abituati, no? Che purtroppo c'è sempre una discussione in atto con qualsiasi giocatore che ha varcato la storia. Me ne ricordo veramente quasi pochi, forse su una mano, ma nemmeno, forse metà mano, che ci sia stato un giocatore che non abbia mai intavolato una discussione sempre animata, no? Col nostro caro presidente. Però voglio dire, detto tra di noi, ohimè, secondo me Osimhen è già fuori e sarà difficile secondo me rimpiazzarlo. A questo punto me lo servi l'assist. Lukaku sappiamo essere pupillo di Antonio Conte. Il belga ti convince o ti convincerebbe come sostituto di Victor Osimhen?
Guarda, è un giocatore di spessore che ha fatto dei percorsi importanti con lo stesso Conte, ha tracciato forse i momenti più importanti della sua carriera. Napoli però ha questa magia magari, perché poi negli ultimi anni il belga non è che abbia poi brillato tanto, poi per varie situazioni, infortuni, problemi di ambientamento, eccetera, eccetera. Lo spessore e la qualità c'è, è un attaccante da Napoli. Mi auguro che però risvegli quella volontà, quel piacere e quella magia che ha contraddistinto poi la sua carriera proprio con Conte. Quindi è un giocatore che secondo me può essere un attaccante da Napoli, ma deve venire con quel piglio giusto lì, come è accaduto in passato con Conte. Se viene con quel piglio lì, allora ci possiamo divertire, e glielo auguro, ha tutti i mezzi per poterlo fare. Ce lo augurano anche i tifosi del Napoli. Fabio, ti faccio l'ultimissima, parlando Sì. anche del settore giovanile del Napoli, perché insomma abbiamo visto Peppe Santoro che avrà un ruolo diverso, più da coordinatore insieme a Gianluca Grava. Conte sappiamo essere uno che comunque tiene anche all'aspetto delle giovanili, si parla del nuovo centro sportivo. Tu, da addetto ai lavori, noti che forse qualcosa finalmente in orbita Napoli sta cambiando per quanto riguarda le Guarda, giovanili? Peppe Santoro è un dirigente di livello importante, è un uomo che io posso testimoniare di aver dato veramente tanto nel Napoli. Sì. Non so se De Laurentiis riesce a riconoscere e a dare questa importanza a un uomo di spessore intellettivo, culturale, di spessore professionale. Peppe è sprecato, secondo me, in un settore giovanile gestito in questo modo insieme a Grava. Peppe potrebbe fare il settore giovanile, ma di un livello diverso. Ma Peppe, parliamo di un uomo che è di uno spessore elevato, gente che secondo me, società che come dire, ce lo desiderano, ce lo corteggiano, gente che Peppe Santoro è l'anima della rinascita del nuovo Napoli, e secondo me doveva meritare di più. Non che il ruolo lo ridimensiona, ma in un settore giovanile così, dove qualsiasi gestione che è passata in questo Napoli ha sempre inventato con l'aria, con l'acqua, e spaccato le pietre e fatto uscire risorse che hanno portato quello che potevano portare, che è tanta roba rispetto a quanto è stato ricevuto. Il Napoli, il settore giovanile del Napoli, ma diciamo, io capisco anche in questa fase i settori giovanili in genere è in una fase di crisi, lo vediamo con l'Italia, no? Lo vediamo con l'Italia, ragazzi. Però nello specifico Peppe Santoro secondo me merita di più. Io voglio ringraziare Fabio Andreotti per essere stato con noi questa sera e augurarvi ovviamente una buona serata. Grazie mille Fabio, sempre un piacere. Grazie e buon lavoro a voi. Buona serata. Grazie alla gente Fabio Andreotti, che secondo me ha fatto un discorso anche molto giusto per quanto riguarda il settore giovanile. Poi magari su quello nelle prossime puntate facciamo un ulteriore approfondimento, perché insomma parlare di giovani è sempre un qualcosa di positivo, e sperare che il Napoli stia anche cambiando un pochino i propri orizzonti per quanto riguarda la gestione del settore giovanile ci fa ben sperare. Poi tra il dire e il fare, come sempre, c'è di mezzo il mare. Bruno, ci siamo, ce lo hanno chiesto, stamattina la Bild ha rilanciato il nome di Emre Can per quanto riguarda il centrocampo del Napoli. Tu ci hai lavorato come sempre in maniera egregia, che cosa ci puoi dire su Emre Can? Ma allora, Emre Can è un profilo sicuramente di gradimento del Napoli, anche perché sfido chiunque a non essere il contrario. Vabbè, Però, certo. però da quello che veniva da Castelvolturno, insomma, il Napoli prima di valutare un centrocampista in entrata deve un attimo badare alla priorità. In questo momento sono le uscite, perché bisogna un attimo capire la situazione di Gianluca Gaetano e di Caciuste chiaramente prima di tutti. Poi ci sono altri calciatori che
non rientreranno nel progetto, ad esempio altri calciatori che vengono dai prestiti, mi viene in mente Enzo Colisacco, che sono giocatori che credo andranno un'altra volta in prestito in quella zona di campo. Quindi insomma il Napoli tradotto su Emre Can, il Napoli è vigile, non c'è nessuna trattativa chiaramente, questo bisogna dirlo, né alcun tipo di sondaggio, perché in questo momento il Napoli, la priorità del Napoli è cercare un attimo di capire quale sarà il futuro di Gaetano e di Cacius, fermo restando che su Anghissà, su Lobotka e su Foloruscio non ci sono grandissimi dubbi sulla loro permanenza, quindi credo che una volta che il Napoli definirà le questioni di Gaetano e Cacius si libererà quel famoso slot eventualmente per valutare o Emre Can oppure dico io su una pista molto più concreta che può essere quella la pista che porta a Brescianini del Mhm. Frosinone e quindi sono quelli più o meno i profili che Napoli sta seguendo. Se andiamo a seguire poi chiaramente le tracce, il Napoli sta seguendo dei centrocampisti piuttosto strutturati, insomma, perché Emre Can è un giocatore strutturato fisicamente, lo stesso anche Brescianini del Frosinone, quindi se uno più uno fa due, il Napoli sta cercando probabilmente un centrocampista con quelle caratteristiche, anche perché poi si deve giocare in un centrocampo che può essere a due, se è un 3-4-2-1, lì non ti serve il giocatore, non ti serve il classico regista, se vogliamo metterla così, perché credo che anche lì in tal senso bisogna fare una riflessione su Lobotka, perché credo che del 4-3-4-2-1 che anche lo stesso Lobotka dovrà andare a modificare un po' quella che è la sua caratteristica di gioco, perché mi aspetto un Lobotka magari un po' più, tra virgolette, incontrista che va a recuperare il pallone e poi lo va a giocare rispetto a Lobotka regista di quando gioca in un centrocampo a 3. Tra l'altro, a proposito del centrocampo, insomma, tu prima dicevi lo slot, io darei anche sempre uno sguardo, e noi lo facciamo anche con i nostri approfondimenti, alla questione liste. Io batto sempre su sto tasto delle liste, perché molto spesso, proprio per quanto riguarda le liste, ti indicano un po' la strada per quanto concerne il calciomercato. Il Napoli ha bisogno di prendere un under, ha bisogno di prendere un over, un formato italiano, eccetera, eccetera. Quindi insomma, le liste che per alcuni possono sembrare abbastanza inutili, in realtà spesso ti vanno anche ad indirizzare sul mercato e per esempio l'acquisto di Rafa Marin è importante proprio per due motivi, non solo per la prospettiva di avere un ragazzo forte con una clausola eventuale che supera i 70 milioni di recompra sul Real Madrid, qualora il Napoli poi verserà altri 10 milioni nei prossimi anni, ma soprattutto è un under, perché in questo momento lui è un 2002, mentre il Napoli si è giocato due slot con Kvara e Nathan, che essendo 2001 quest'anno rientreranno negli over, quindi occhio alle situazioni delle liste. Tra l'altro stavo vedendo anche l'immagine dei nuovi kit di allenamento del Napoli, questa è bellissima tra l'altro, questa nuova divisa d'allenamento indossata da Kvaratskhelia. Non volevo parlare ovviamente di stile in questo momento, fermo restando che è davvero molto bella, a prescindere insomma da quelle che sono le sponsorizzazioni e da questo rebranding che sta facendo il Napoli. Ti volevo chiedere del ragazzo in foto, perché è vero, abbiamo parlato di Victor Osimhen, abbiamo parlato di Giovanni Di Lorenzo, senza nulla togliere agli altri due, insomma, il ragazzo qui sposta e anche abbastanza. Cosa ci puoi dire sul futuro di Kvara? Puoi rassicurare i tifosi del Napoli, caro Bruno? Ma guarda, allora, per quanto riguarda Kvaratskhelia, siamo in un momento di una situazione interlocutoria, cioè nel senso che Napoli sta aspettando una risposta dall'entourage del ragazzo per poi eventualmente riaggiornarsi e fare una proposta diversa, una proposta più alta. No? Adesso non entro niente nei dettagli, anche qui sarà importante quando Kvaratskhelia andrà in ritiro, perché credo che lì si capiranno effettivamente se ci sono dei margini per prolungare il contratto oppure restare nella situazione attuale. Ciò che è certo è che comunque Napoli non cederà Kvaratskhelia, l'ha detto Conte, credo che se Conte ci ha messo la faccia, l'ha detto a chiare lettere, ha detto addirittura che non bisogna nemmeno dubitare sulla permanenza del Giorgiano, io onestamente gli credo, però credo che la situazione di nuovo Kvaratskhelia mi auguro insomma, possa andare per qualche situazione più breve sicuramente, anche se secondo me dovrà passare un pochettino. Non mi aspetto una mossa immediata, Mm. anche se il Napoli fino a questo momento ci ha sorpreso facendo tutto e subito, però per quanto riguarda Kvaratskhelia, secondo me non sarebbe sbagliato magari aspettarsi anche qualcosina più in là e non necessariamente adesso nella fase estiva del mercato. Importante, forse poi
vedendo anche l'esperienza di Victor Osimhen, e non portarle troppe a lungo qualora ci dovessero essere incontri su incontri. Basta anche un solo incontro, magari verso agosto, e trovare la quadra e non portare poi indietro questa situazione troppo a lungo. Leggo qualche messaggio dalla chat di YouTube, visto che ci stiamo avvicinando anche a quello che è la fine della trasmissione. Bibliotecario, videotecario, sì, questo è il nick. Insomma, lancia un suggerimento. Ragazzi, ma perché non diamo in prestito Nathan e Caiusto al Verona, stile Foloruscio? Ritorneranno due colpi. Ti aggiungo io, quest'anno però non c'è Baroni, che tra l'altro è andato alla Lazio, che è un allenatore, a mio modesto avviso, molto molto sottovalutato, e che secondo me con i biancocelesti, lo Tito permettendo, potrà fare davvero molto bene. No, tra l'altro Baroni poi non a caso chiese Foloruscio perché lo conosceva, se non erro mi sembra l'aveva già allenato da qualche parte o lo conosceva già, non vorrei sbagliare, adesso non ricordo bene la squadra di Baroni, però mi ricordo che Foloruscio con Baroni era Mm. già nemmeno da qualche anno. Bisogna vedere effettivamente che ne pensa il nuovo allenatore del Verona, che è D'Aversa. Quindi bisogna vedere effettivamente adesso se nel gioco di D'Aversa, che di solito fa 4-2-3-1, è un giocatore Mario come Nathan dove potrebbe andarsi a collocare. La stessa cosa poi anche per l'altro nome, adesso che non ricordo, non ricordo l'altro nome menzionato, per vedere effettivamente, Cagiusto. Sì, Quindi anche giusto, lì esatto. bisogna vedere. Cagiusto nel 4-2-3-1 sembra un giocatore che ci potrebbe stare bene, però ripeto, anche lì sono indicazioni che partirà poi dal nuovo allenatore del Verona. Allora, leggevo anche un altro messaggio per quanto riguarda Mario Hermoso. Aurelio Pacifico scrive: Ragazzi, Hermoso sta arrivando. Avete visto cosa ha pubblicato su Instagram? La foto della tazzina e del cuore azzurro. Andiamola a vedere anche al touch, caro Emanuele, per fare un po' di chiarezza su questa questione, perché insomma Mario Hermoso ha pubblicato questo sui propri social. Questo ovviamente è tagliata questa foto, adesso ve la facciamo vedere tutta, perché vista così dici caffè, cuore azzurro, insomma Mario Hermoso è fatta, arriva a Napoli. Non è propriamente così, cari ragazzi. Perché ha pubblicato questo cuore azzurro? Perché tra le varie attività che ha Mario Hermoso c'è anche questa, insomma, caffetteria. Non voglio fare pubblicità, però c'è scritto sotto, vede il post Braco, punto, speciality, eccetera, eccetera. Ecco, nuova apertura. Poi sul cuore azzurro possiamo mettere quello che volete, però non è propriamente un messaggio per dire caffè cuore azzurro arrivo a Napoli. Magari è una coincidenza, c'è qualcosina in più, ha preso la palla al balzo. Tra l'altro leggevo anche gli aggiornamenti di Niccolò Schira, che ci sono stati altri contatti tra il Napoli e Mario Hermoso, però ok il mercato ai tempi dei social, ok sperare, ok sognare, ma non è che basta una tazzina e un cuore azzurro, soprattutto perché qua poi c'è un contesto relativi a queste due emoji che ci fanno insomma restare con i piedi per terra. Detto questo, non è che Mario Hermoso non viene a Napoli o che già sta a Napoli, è un calciatore che piace, c'è una trattativa che sta proseguendo, ma questo piccolo siparietto social, poi qualcuno lo vuole leggere come indizio di mercato, va bene. Noi che facciamo cronaca vi dobbiamo dire, in realtà è relativo a quest'altra attività che ha Mario Hermoso di caffetteria. Poi che magari avviene a Napoli che il caffè napoletano, insomma, qualche segreto in più lo può coltivare anche lui per la sua attività. Bruno, che ci puoi dire su Mario Hermoso? No, l'ho detto prima, la trattativa c'è, però il Napoli deve un attimo sfoltire. Non può viaggiare alla media di 4 acquisti a settimana. Lo so che ai tifosi piacerebbe avere un acquisto al giorno, però poi le rose sono di 25, c'è la lista e quanto altro. Il Napoli in questo momento, dopo Buongiorno, dovrà occuparsi delle cessioni. Tra l'altro poi mi viene da fare una battuta, no? Hermoso pubblica la tazzina col cuore azzurro. Allora a questo punto anche Bellanova già sta a Napoli perché come sapete bene la famiglia Bellanova è una famiglia di pizzaioli e recentemente ha aperto ha aperto una pizzeria, non sto dicendo nulla di strano, quindi anche Però se vogliamo è stato legarci. seguito Bellanova, lo possiamo dire dal Napoli, è stato seguito, forse Su tuttora. questo, su questo non c'è ombra di dubbio. Eh, Non ti dico che Napoli l'ha abbandonato, però in questo momento mettetevi anche nei panni di Cairo, dopo aver ceduto Buongiorno. Cedere anche beh. Bellanova sarebbe a livello mediatico, credo che non sarebbe il massimo, anche perché poi Cairo non è in questo, non gode
di tanto credito da tifosa del Torino, quindi Mm. se cedi Buongiorno e cedi poi anche Bellanova alla stessa sessione di mercato, a livello ambientale la vedo difficile. Bruno, invece quest'ora è volata, sono le 20:58, noi ci apprestiamo a chiudere questa edizione di speciale calciomercato che tornerà come sempre domani a partire dalle ore 20. Ci sei domani ancora tu? Ci sei con Ciro domani, Bruno? Non mi ricordo, io ci sono mercoledì, ma no, adesso non mi ricordo, ho dato a No, vedere i no, turni. no, no, non ci sono io. Ah, domani, però c'è Ciro domani, quindi torna il nostro Ciro Novellino domani a partire dalle ore 20 fino alle 21, lo speciale calciomercato, mentre insomma tutta la programmazione di Calcio Napoli 24 la conoscete, da domani mattina fino al tarda sera si inizierà con la rassegna stampa, tutte le ultime, domani occhio che c'è il raduno del Napoli, quindi vi mostreremo anche le immagini da Castelvolturno, tanti aggiornamenti Calcio Napoli 24 Live, ITG, insomma la conoscete a menadito la nostra programmazione che tra l'altro verrà un pochino modificata tra 3 giorni perché inizia il ritiro e lì davvero vi mostreremo tutto lo scibile di questa preparazione estiva del Napoli, prima a Di Maro, poi a Castel di Sangro, sotto la guida di Antonio Conte e con ovviamente tutti i colpi di mercato in entrata ed in uscita, perché le due cose sono di pari importanza. Io ringrazio a questo punto il nostro grandissimo Bruno Galvan per essere stato con noi questa sera, grazie mille Bruno. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Buonasera a te, il nostro Bruno della squadra mercato. Grazie Emanuele e Bernardo che squadra Factotum fa di tutto, il nostro Emanuele, grazie mille anche a te. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi dal sottoscritto Riccardo Catapano che vi augura buona serata e buona continuazione su Calcio Napoli 24 TV.